Amici del terzo tempo, buon pomeriggio da Città Giardino. Quartiere residenziale di Nuoro, quarti di finale del campionato regionale juniores. La Nuorese prima classificata del girone C affronta il Fertilia, secondo classificato del girone D. I verde-azzurri di Francesco Succo hanno dominato il proprio raggruppamento, i catalani di Marco Mini hanno vinto il duello con l'Olmedo. Scopriamo subito le formazioni agli ordini del signor Meledina della sezione di Ozieri. Nuorese in campo con Uda Deriu Nugedu, Marco De Murtas Caggiu Lungi, Gianpietro De Murtas Pintore Niedu Fadda e Diego De Murtas. In panchina Contena, Sagoni, Tanda, Caggiu, Pala e Biscu. Il Fertilia risponde con Soggiu Secchi Ventriglia, Becca Langella, De Luca, Cingotti, Ogno, Spanu, Nuoto e Carboni. A disposizione ci sono Ackenza, Valente, Piu, Idili, Gnani e Dau. Nuorese in maglia bianca con inserti verdi e azzurri. Fertilia in divisa giallo-blu. Giornata soleggiata, un leggero vento spida qui nel campo di Città Giardino. Pubblico delle grandi occasioni assiepato dietro la nostra postazione. Calcio d'inizio affidato alla squadra di Marco Mini. Calcerà col sinistro Lungi. La botta, Soggiu non trattiene, poi recupera. Cerca di uscire il Fertilia. Niedu in pressing, ruba palla. Attenzione, tiro in porta. Buona l'idea, manca la precisione. Ogno. Profondità, scatta Spanu, la chiusura della difesa. Anche il Fertilia ci prova. Prono a entrare dalla sinistra. Nuoto Carboni, il destro. La palla esce non di molto. Lungi. Solita sventagliata. La respinta. Niedu caparbiamente il tiro. Deviato, sarà angolo. In mezzo Pintore, alza la mira. Buona chance per la Nuorese. Niccolò Fadda, questa palla salta un uomo, un secondo in aria, Fadda al sinistro, si salva Soggia. C'è Pietro De Murtas, prova ad accelerare. Fadda in aria, il tiro, respinto Niedu, gol! Nuorese in vantaggio con il suo bomber, bravo a raccogliere la respinta e a mettere la palla in fondo al sacco. Scoppia la festa dei ragazzi di Succu, 1-0 per la Nuorese. Bella questa azione, al limite Ogno, Spanu, la conclusione, dai, la palla entra ugualmente in gol, il pareggio del Fertilia. Spanu ha difeso palla in aria, ha fatto partire un destro che ha piegato la mano del portiere nuorese. Inizia la ripresa 1-1 tra Nuorese e Fertilia alla fine dei primi 45 minuti di gioco. Niedu se ne va, entra in aria, attaccato alle spalle, si prosegue, forse c'era fallo. La Nuorese insiste sulla sinistra, in mezzo arriva Gianpietro De Murtas, si allunga la palla e la difesa libera. Il corner sul primo palo, Uda salva, la palla ancora buona, il tentativo, poi Pintore fa scudo, anche qui si prosegue. Cingotti, velocità, la mette dentro, Uda, Caggiu anticipa tutti in angolo, brivido. Cross in aria, il colpo in testa del gol, Fertilia in vantaggio, dovrebbe essere stato Langella a toccare per ultimo. Sì, è stato proprio lui, 2-1 per i ragazzi di Marco Mini che ribaltano il punteggio. Nuorese sorpresa sulle palle alte, gol che potrebbe essere decisivo in questa fase della partita. Assiste Fertilia, palla in aria, nuoto, manca l'acrobazia, Valente, miracolo di Uda, il portiere di Silanus tiene a galla la Nuorese. Cercano di gestire la palla, in questi momenti scotta davvero. Nuorese tenta di gettarsi in avanti, nuoto in scivolata, non c'è più tempo, vince il Fertilia 2-1, annullato il vantaggio di Niedu.
Spanu e Langella regalano le semifinali alla formazione algherese. È stata una partita attirata, incerta sino all'ultimo, decisiva la ripresa. Grazie per averci seguito. Da Primo Marrazzo un saluto, alle prossime partite del calcio giovanile.